Un'auto invade la corsia opposta ad Arzignano e travolge due moto con 3 giovanissimi in sella. Il sedicenne Mattia Cardascia di Montorso muore poche ore dopo in ospedale. Uno degli amici gravissimo, l'automobilista arrestato. Tragedia Isola Vicentina, 67enne muore travolto dalla piattaforma mobile mentre era intento a tagliare rami in una zona boschiva. Indagini sulla dinamica. Le ultime foto del bimbo di 11 anni residente a Mestre morto nel lago di Molveno sono le immagini scattate dalla madre poco prima della tragedia, lo strazio della famiglia. Colpito da divieto di avvicinamento all'ex compagna, 37enne si presenta a casa della donna e sequestra lei e i figli in macchina minacciandola di morte. Il dramma mira l'uomo arrestato. Ferragosto con tragedia sfiorata dal Vignasego, carbone del barbecue schizza sulla siepe di un'abitazione dove un gruppo di amici festeggiava con la grigliata. Terzo colpo in poco più di 2 mesi per la banda che ha preso di mira un negozio di biciclette a Villafranca Padovana. Regionali, Roberto Marcato annuncia una pausa di riflessione, pronto a tutto anche al ritiro, non firmerò cambiali in bianco e arriva un sostegno a un'eventuale candidatura a presidente di Elena Donazzan. Mappatura dei NEI fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica, scatta la polemica con il candidato presidente del centro-sinistra che parla di follia e chiama a raccolta i consigli comunali. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È ancora una volta un fatto di sangue ad aprire il nostro telegiornale regionale, un fatto che si è registrato nella serata di ieri, la sera di Ferragosto ad Arzignano, dove uno scontro tra 2 moto e un'auto è costato la vita a un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Cardascia, questo il suo nome, è morto dopo ore di agonia all'ospedale. Feriti anche altri 2 adolescenti, uno dei quali gravissimo. Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni, Mattia Cardascia, residente a Montorso, deceduto in mattinata all'ospedale di Vicenza a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella serata di Ferragosto ad Arzignano, in cui era passeggero in una delle 2 moto coinvolte. Uno scontro tra auto e 2 moto, le cui dinamiche sono al vaglio della polizia locale di Arzignano, che si è occupata dei rilievi. Feriti nell'incidente anche altri 2 giovani, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto immediati sono stati i soccorsi del 118, il personale ha stabilizzato i feriti che sono stati poi portati in ospedale. Anche la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l'area del sinistro. Tragedia che ha colpito la comunità di Montorso, che si stringe al dolore dei familiari della giovane vittima. Ieri sera è accaduto un dramma che ha scosso l'intera comunità del paese di Montorso Vicentino, perché perdere la vita a 16 anni è un fatto veramente sconvolgente. Come primo cittadino e quindi a nome dell'intera comunità di Montorso Vicentino voglio esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia del ragazzo deceduto. Ci stringiamo nel loro dolore, nel dolore dei familiari e di tutti quanti lo conoscevano. Arrestato è ai domiciliari l'automobilista coinvolto nell'incidente. Un altro grave incidente nella serata di ieri a Tombolo in via Piave, siamo quindi in provincia di Padova. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 21 anni che era alla guida della 2 ruote. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sull'incidente sono in corso da parte dei carabinieri. Ritorniamo nel Vicentino per un'altra tragedia che si è consumata nella giornata di oggi. È morto a Isola Vicentina un pensionato 67enne travolto dalla piattaforma mobile mentre era intento a tagliare rami in una zona boschiva. Sono in corso le indagini. Stava dando una mano a tagliare i rami nella zona boschiva in prossimità del capanno da caccia, nella frazione di Torreselle di Isola Vicentina, quando secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto rimanendo travolto da una piattaforma mobile per cause al vaglio delle forze dell'ordine che dalla mattinata sono impegnate ad eseguire i rilievi sul posto. Dinamica tutta da accertare. Sullo scenario dell'emergenza accorsa tempestivamente la squadra di soccorso del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri, Pisal, vigili del fuoco per cercare di ricostruire il tragico incidente in cui ha perso la vita il 67enne Renato Chilese. È un'immensa tragedia questa, tra l'altro
conoscevo molto bene Renato e abbiamo avuto modo di conoscerlo anche di più durante la scorsa alluvione, quindi oggi insomma ci stringiamo attorno ai familiari. Adesso ci sono tutte le autorità di competenza che stanno capendo cosa è successo e quindi dobbiamo attendere di capire cosa veramente sia successo. Tragedia che ha colpito tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia. È un amico da tanto tempo e poi abbiamo avuto modo di conoscerlo durante l'alluvione dello scorso maggio. Lui è stato una delle 600 famiglie colpite. Il dramma che si è consumato giovedì scorso nel lago di Molveno in Trentino con la morte del piccolo Mia, 11 anni, residente a Mestre con la famiglia, le ultime toccanti immagini del bimbo prima della scomparsa. Anna Maria Parisi. Qui al primo piano di via Montegrappa 3 a Mestre, dove abitava il piccolo Mia Samad, annegato nel lago di Molveno, il tempo si è fermato. Noi abbiamo incontrato la famiglia, la mamma che non mangia da giorni, non si dà pace e piange senza sosta. La mamma, Akhtar Sumaya, 32 anni, non smette mai di piangere dal giorno della tragedia, quando il suo primogenito Miha, 11 anni, è stato trovato privo di vita in Trentino, alla vigilia di Ferragosto, tra le acque del lago, dove erano andati in gita con tutta la famiglia. È lì che gli ha scattato queste foto. Mia non voleva, timido e riservato, non gli piaceva mettersi in posa, ma la mamma aveva insistito. Sono delle semplici foto ricordo, gli aveva detto. Mai avrebbe pensato che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita del suo amatissimo primogenito. Poco prima tutti e quattro, Mia, 11 anni, con il fratellino di 8, la mamma e il papà Abu Bakar, 38 anni, erano usciti al largo su questo pattino per poi rientrare tutti e quattro poco dopo. Scesi dal pattino, la mamma si era allontanata soltanto un attimo, il tempo di andare d'urgenza alla toilette, affidando Mia a una conoscente, già circondata dai cuginetti da altri bambini. Ma dopo nemmeno un paio di minuti al suo rientro, il bimbo non c'era più. Sparito nel nulla, senza che nessuno dei piccoli che giocavano accanto a lui, vicino alla battigia, sapesse dire come. Per quasi 2 ore le ricerche si sono concentrate a terra tra la speranza e l'angoscia. Poi i soccorritori hanno esplorato il fondale del Molveno e lì hanno trovato il corpo senza vita di Mia, che anche oggi si trova presso l'ospedale trentino con il papà, che distrutto dal dolore sta ultimando le pratiche per riportare il piccolo feretro a casa a Mestre in attesa del nulla osta della magistratura. E la cuginetta Nafisa, che in arabo significa preziosa, di 14 anni, giunta a Mestre con tutta la famiglia dalle Marche insieme ad altri parenti arrivati dal Friuli con lo zio Abdul Samad, a raccontarci per il tramite della mamma di Mia cos'è accaduto esattamente quel giorno, mentre qui a casa di Mia anche la nostra troupe, di fronte a tanto strazio, ha potuto soltanto stringersi in silenzio accanto a questa famiglia con un abbraccio discreto nel rispetto del loro dolore davanti a una perdita così crudele. Un ragazzo di 14 anni che era alla deriva del proprio windsurf danneggiato è stato portato in salvo stamani con un'azione coordinata della sala operativa della Guardia Costiera del lago di Garda. Alle 7 la segnalazione del giovanissimo, a notevole distanza dalla costa di Malcesine e in balia delle onde del forte vento presente in zona. La macchina di soccorsi si è attivata subito. In meno di 40 minuti il giovane è stato individuato e portato in salvo. I tuffi estivi nel Brenta. A Fontaniva 2 giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi ieri pomeriggio, giorno di Ferragosto, a Campo San Martino, dove lo scorso anno erano annegate 2 persone, 5 le multe dopo l'ordinanza del sindaco che ha portato a un deciso calo delle presenze. È stato raggiunto e portato in gommone sulla sponda del fiume dalla squadra fluviale dei Vigili del Fuoco di Padova il giovane di 23 anni che nel giorno di Ferragosto stava trascorrendo la giornata festiva in compagnia di amici in riva al Brenta lungo una delle spiaggette che si formano nel tratto tra Fontaniva e Grantorto.
Legato a una corda ad un albero, il gruppo si lanciava in acqua a ripetizione finché la corda non ha ceduto, con il 23enne che si è spaccato il polso e una gamba ed è stato affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Cittadella. Non l'unico incidente, perché mentre i soccorritori stavano portando a riva il 23enne, un altro giovane si è ferito alla testa tuffandosi. Ad aiutare i vigili del fuoco e i sanitari la polizia locale di Fontaniva, che ha calcolato la presenza di almeno 500 persone, come accade sempre più spesso da inizio estate, dopo l'ordinanza emessa dal vicino comune di Campo San Martino, dove al divieto di balneazione nel Brenta, nel tratto della cosiddetta spiaggetta della morte, si è aggiunta una multa che può arrivare fino a 500 euro. Una necessità perché in quest'area di fiume sono morte 10 persone in 20 anni, 2 solo nel luglio dello scorso anno. E proprio qui i carabinieri, nella sola giornata di Ferragosto, hanno identificato numerose persone e sanzionato un 25enne che aveva violato il divieto di fare il bagno. In totale le multe elevate fino ad ora sono state 5, con un drastico calo di presenze lungo la riva e nessuna festa privata. Un provvedimento che la Regione sta studiando di estendere anche ad altri fiumi veneti. Non ci sono stati altri lutti in quel tratto di Brenta. Ricordiamo che nel Piave però ci sono stati dei morti e anche lì i sindaci si stanno mettendo insieme per mettere in atto delle azioni anche lì di prevenzione, per prevenire delle morti che sono inutili su tratti di fiume che sono pericolosi e insidiosi. E sono ancora in corso le indagini della Procura di Aosta sulla tragedia costata la vita alla 36enne padovana Alexandra Gheorghe, morta sul Monte Rosa nei giorni scorsi, e c'è il lutto, il cordoglio, il ricordo della CAI di Padova. Mi ha sconvolto tutti noi, guardi, veramente una cosa che ha preso il cuore. Non ha parole Gianfranco Munari, presidente del CAI di Padova. Alexandra Gheorghe la ricorda bene. Socia del 2020, la 36enne lo scorso inverno aveva frequentato un corso di sci alpinismo di livello A2 per esperti e lui le aveva consegnato il diploma. Una promessa gli avevano spiegato i soci del club alpinistico più numeroso del Triveneto. Alexandra aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, una passione che l'ha tradita in Valle d'Aosta, nel massiccio del Monte Rosa. Era salita il 13 agosto con un compagno, il pisano Marco Stagi, con cui stava scalando la cresta del Castore, 4.225 metri. Stava scendendo quando i 2 alpinisti esperti sono stati traditi dal maltempo e hanno perso la via. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato di Alexandra, che non l'aveva vista rientrare. I corpi dei 2 sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano grazie al dispositivo satellitare della 36enne. Ingegnere informatico, da qualche tempo viveva a Ponte di Brenta. Una grande passione per i viaggi e per lo sport per Alexandra, donna innamorata della vita, che ben sapeva che la montagna è bella e pericolosa. E il rischio zero non esiste in montagna, non esiste nemmeno nell'escursionismo. Aveva fatto brutto tempo, era cambiato il tempo, lassù eccetera, e forse ha sottovalutato questo rischio. Magari lei si sentiva forte in roccia eccetera, però la cresta del Castore, io la ricordo, è una crestina un po' delicata, eccetera. In Valle d'Aosta proseguono le indagini sulla dinamica del tragico incidente. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Attimi di paura a Mira che sono terminati con l'arresto di un uomo, una 37enne, aveva sequestrato l'ex e i figli. Un uomo di 37 anni di origine straniera, residente a Mira, è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Già da aprile era sottoposto al divieto di avvicinamento, ma lo aveva violato più volte. Prima sequestrando la donna e i figli, minacciandola di morte, poi presentandosi a casa della madre di lei nei giorni scorsi e danneggiando l'auto della vittima. Per questo la magistratura per lui ha disposto la custodia cautelare in carcere. Episodio questo che ha scosso profondamente la comunità di Mira, con i ringraziamenti al contempo del primo cittadino all'operato degli uomini dell'Arma. Perché ancora una volta sono state tempestive, hanno sicuramente
messo mano a una situazione impegnativa, difficile, e per quanto ci riguarda come comunità, che condanniamo sotto tutti i punti di vista, è una vergogna. E sempre il sindaco Dori a ricordare quali le misure adottate concretamente sul territorio per proteggere le donne e tentare di prevenire episodi così gravi. Noi a Mira abbiamo anche aperto anni fa uno sportello antiviolenza, ormai sono passati 8 anni, e che poi è diventato anche un punto di riferimento per tutta la Riviera del Brenta, e vi posso garantire che sono state tante le segnalazioni che hanno permesso anche di prevenire casi come questo. Quindi io dico sempre anche a chi ci ascolta, esiste un numero di telefono sempre operativo che è il 1522, se avete paura per voi stesse o per i vostri cari, chiamatelo, perché un operatore vi risponderà e vi potrà dare una prima assistenza. Ferragosto rovente nel senso letterale del termine ad Albignasego, dove si è rischiato grosso. Poteva andare addirittura peggio se non fossero intervenuti i vigili del fuoco, una grigliata decisamente da dimenticare per un gruppo di amici che si sono dati appuntamento per festeggiare il Ferragosto in una casa di Albignasego. Secondo quanto stabilito dalla ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, a dare origine al vasto incendio sarebbe stato un tizzone del barbecue schizzato all'improvviso sulla siepe della villetta. In pochi secondi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto anche un'auto parcheggiata sulla strada. Non riuscendo a fermare le fiamme è partita la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, soccorso dai sanitari del SUEM, il proprietario dell'abitazione. La stima dei danni è in corso di quantificazione. A Villafranca Padovana, nuovo colpo, il terzo ai danni di un'azienda, ancora una volta nel mirino le bici. Un furto fotocopia, finestra laterale forzata nel cuore della notte, circa le 3:30. Ladri che entrano in azione e si portano via 10 bici da corsa, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. È il secondo assalto in 2 settimane alla Zero Light, azienda specializzata di Villafranca Padovana. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio le bici rubate erano state 5. La scorsa notte i banditi hanno raddoppiato il bottino. Come via di fuga hanno scelto la provinciale che porta verso il centro di Villafranca e poi va verso Piazzola sul Brenta. È il secondo colpo nel giro di 2 settimane ai danni di questa azienda. Una banda abilissima che, caricate le bici, probabilmente raggiunge direttamente il confine con il prezioso bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'impresa e da quelle del comune. Non unica azienda presa di mira nel Padovano. A giugno i ladri di biciclette da corsa erano tornati a colpire per la terza volta in poco più di un anno il negozio Benato di Rovolon. La politica ora con Roberto Bulldog Marcato che annuncia una pausa di riflessione, pronto a tutto, dice anche al ritiro, non firmerò cambiali in bianco, e arriva anche un sostegno a un'eventuale candidatura a presidente di Elena Donazzan. Si mi mette una cavara e il programma è Viva Roma Capitale. Voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. L'unico parole che ho è il Veneto, è il popolo veneto. Altri non ne ho mai avuti, figuriamoci se firmo cambiali in bianco, non le firmavo neanche una volta. Sui social, complice il Ferragosto, ha annunciato una pausa di riflessione Roberto Bulldog Marcato, che ospite della nostra prima edizione non esclude proprio nulla. All'orizzonte la scadenza delle regionali, nel presente un centrodestra quanto mai in difficoltà sia nella tattica che nella strategia. Nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro? Ma io sono pronto a fare un sacco di cose. Leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco. Non morirò democristiano come molti altri. Il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere. Lo puoi fare ovunque. Insomma, tutte le possibilità sono contemplate da mister Preferenza, di fatto l'uomo più votato in Lega dopo Zaia, amato dal popolo, meno forse dal partito.
Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono, e anche fuori dal direttivo regionale, insomma fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono, addirittura qualcuno perché siccome ho preso tante preferenze toglierei il posto a qualcun altro. Messaggi interni ed esterni si sprecano, con Marcato che continua a sognare un candidato leghista profondamente veneto, ma non per questo pone un veto totale su un nome meloniano, uno in particolare. Per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione di Fratelli d'Italia, Elena Donazan è sicuramente un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. L'altro fronte riguarda la proposta di Giampaolo Gobbo, maturata nell'ultimo direttivo della Lega, di escludere dalla prossima corsa chi ha cambiato casacca nel corso della legislatura, richiesta indirizzata a tutti gli alleati. Nel mirino transfughi ed espulsi, tra questi Fabrizio Boron, oggi consigliere regionale in Forza Italia. Sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte, e di certo io non pongo limiti alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. E mentre nel centrodestra continuano a volare stracci, il centrosinistra va all'attacco della regione, in particolare sui temi della sanità, nel dettaglio sulla mappatura dei NEI che finisce fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica, dai LEA, i livelli essenziali di assistenza. Va all'attacco Giovanni Manildo. Cancellare dalla sanità pubblica, dalle prestazioni pubbliche garantite, la mappatura dei NEI al fine di prevenire i melanomi è pura follia. L'attacco è diretto e arriva in ore che sono già di mobilitazione, con il Covesap, il coordinamento veneto di sanità pubblica, che ha annunciato una manifestazione di piazza per il 4 ottobre. La mappatura dei NEI, questo è il senso, è una visita che può salvare la vita, visto che il melanoma della pelle rappresenta il 5% dei tumori a livello regionale, con punte del 6% in alcuni territori come il bellunese. Da qui l'alzata di scudi anche da parte dei medici di medicina generale, preoccupati per il progressivo depennamento dell'esame dermatologico tra quelli garantiti dai livelli essenziali di assistenza e quindi dal servizio sanitario. Un conto è limitare la prescrizione, un altro cancellarne la possibilità. Ci schieriamo a fianco dei medici generali, dei comitati dei pazienti, dei sindacati, di tutti coloro che hanno invitato la regione a fermarsi, perché la prevenzione è la chiave per una sanità pubblica efficiente. E proprio la sanità non può che essere terreno di battaglia politica in vista delle regionali, con il candidato di centrosinistra che chiama a raccolta anche i comuni. La mappatura dei NEI sarebbe solo la punta dell'iceberg di una sanità che scivola verso il privato. Invitiamo tutti i comuni ad adottare un ordine del giorno che faccia ragionare, faccia fermare la regione su questo, perché la prevenzione è la chiave del nostro futuro. Fuochi d'artificio quindi in politica, ma ci sono poi i fuochi d'artificio veri, quelli che ieri si sono registrati in varie località del Veneto per festeggiare il Ferragosto. Sono stati un successo quelli di Padova, dove è stata festa per quasi 30.000 persone. Ha illuminato la notte di bianco, giallo, rosso lo spettacolo pirotecnico dedicato alla vita che, come da tradizione, ha concluso la festa di Ferragosto in Prato della Valle. Occhi tutti puntati verso l'isola Memmi al termine di una serata partita poco dopo le 21. Se le temperature sono state quelle del caldo record, neppure l'AFA ha scoraggiato le quasi 30.000 persone che si sono date appuntamento a Padova nella notte che segna il giro di boa dell'estate. Prima dei fuochi, il concerto sul palco allestito nel Lobo di Santa Giustina, concluso dagli attesi Benji e Fede, che hanno attirato un pubblico molto giovane. Oltre 200 le persone impegnate nel dispositivo di sicurezza, operatori delle forze dell'ordine, operatori sanitari e steward. È stata un'altra edizione magica, luci, musica e una grandissima partecipazione di pubblico. Il commento di Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi del Comune di Padova. La serata si è conclusa senza
a registrare nessun tipo di incidente, nessun tipo di problema. Un grande grazie va a tutte le persone che hanno lavorato per questo risultato, dagli uffici comunali a tutte le persone che si sono occupate della sicurezza che è stata garantita in questa grande notte padovana di Ferragosto. Weekend di Ferragosto che è ancora in corso, massima la sicurezza e i controlli sulle strade e sulle arterie principali, occhi puntati anche sulle previsioni del tempo e quindi subito dopo la sigla c'è il nostro meteo. È tutto per il Veneto, buon proseguimento.